Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa. Visita il nostro sito www.epocaspa.com. Amici di Sketch, ben ritrovati un'altra settimana all'insegna delle grandi presentazioni, delle grandi premiazioni, delle grandi gare. Parleremo anche oggi di ciclocross con Cantoira, che è la quinta tappa del Giro delle Regioni, targato Fausto Scotti, ma in prima notizia devo darvi una notizia che non avrei mai voluto sentire, la scomparsa di Michael Hübner, che è stato un velocista davvero mirabile degli anni 90. Soffro tanto questa notizia perché l'ho avuto con me nelle varie 6 giorni di Bassano, e quindi sicuramente io vorrei iniziare questa piccola copertina con un piccolo estratto della 6 giorni di Bassano nel 93, quando un certo Chiappa stava diventando il grande velocista italiano che poi è diventato, ma c'era un certo Michael Hübner che faceva scomparire di fatto la bicicletta. Le immagini, anzi il sonoro, il commento è di un altro grande che non c'è più, ed è Gigi Milioni. Poi chiaramente la mia passione per quanto riguardava le riprese a quell'epoca sono le mie, sono dei miei operatori di quell'epoca, perché quella 6 giorni insieme ad tante altre erano mie creature, come è stata la mia creatura anche Michael Hübner, che gli mando il mio saluto, che possa veramente essere lieve la terra per lui e che possa pedalare in quel del paradiso, perché è stato un ragazzo e un atleta straordinario. Vediamo questa piccola clip. Michael Hübner ci ha lasciato, il gigante tedesco della pista, più volte campione del mondo, si è spento all'età di 65 anni. Tantissimi ricordi mi legano a lui nelle innumerevoli 6 giorni di Bassano, la sua fisicità che lasciava interdetti. Ricordo di lui che quando correva sembrava lievitasse, perché la bici scompariva, sembrava che i suoi muscoli potenti la inglobassero. Nato a Karl-Marx-Stadt, allora della Germania Est, l'8 aprile del 59, è stato 7 volte iridato e sarà ricordato per essere stato il primo e unico corridore professionista a dare un titolo mondiale alla Germania dell'Est, a Maebashi nel 1990, prima della riunificazione. Hübner ha iniziato la sua carriera nella SC Karl-Marx-Stadt ed è stato a lungo allenato da Siegfried Mokel, che lo ha portato al suo primo titolo mondiale nello sprint, arrivato nel 1986. Nonostante titoli e qualità, non ha mai potuto partecipare ai Giochi Olimpici, perché in quegli anni è stato costretto a misurarsi con un altro fenomeno dei velodromi, il 2 volte campione olimpico e 4 volte campione del mondo Lutz Hebig, campione del mondo nella velocità dal 1990 al 1992, ha conquistato 3 titoli iridati consecutivi nel Kerry e nel 95 ha aggiunto anche il titolo della velocità a squadre. Innumerevoli le sue vittorie sulle piste di tutto il mondo, ottenute grazie alla sua straordinaria potenza. Nel 1997 ha chiuso la sua lunga carriera agonistica e negli anni 2000 è stato a lungo direttore sportivo del team TID Project Cycling del team Natural Gas. Hübner lascia 2 figli, uno dei quali, Sasha, è stato a sua volta velocista e pistar di buon livello. Vi lasciamo un documento straordinario della 6 giorni di Bassano. Era il 1993 e lui brillava come la stella polare. Buon viaggio, Michael.
Ed eccoci ad un momento clou, uno dei passaggi di maggior spessore tecnico e tensione agonistica dell'intera 6 giorni. È la finale del torneo di velocità del primo Gran Premio Città di Bassano. Di fronte il tedesco Michael Hübner e i talenti emergenti del ciclismo italiano su pista Federico Paris e Roberto Chiappa, purtroppo non altrettanto brillanti nel torneo mondiale di velocità da poco conclusosi. Conduce in questo momento Hübner, conduce per sorteggio, sulla sua ruota è Roberto Chiappa, in terza posizione più alto è Federico Paris. 2 italiani contro un tedesco, ma vedete come Hübner scivoli, è sempre pericoloso transitare a bassa velocità sulle scritte, soprattutto nei punti di maggior pendenza della pista. Scivolata di Hübner, nessun problema, si riparte ancora in testa ovviamente il tedesco della Telecom, sulla sua ruota è Federico Paris, in terza posizione è Roberto Chiappa. Ripetiamo, finale del torneo di velocità di questo primo Gran Premio Città di Bassano. Suona la campana, conduce Hübner sulla sua ruota e Chiappa in terza posizione, va alto per lanciarsi Federico Paris, è il tattico in questo terzetto, quello meno potente ma forse più scaltro ed intelligente. Conduce Hübner, tenta di affiancarlo Paris, in terza ruota è Chiappa, si alza Paris sulla ruota di Hübner e ora Chiappa, si entra sul rettilineo d'arrivo, retta finale, non c'è niente da fare, strapotente l'azione di Hübner, va a vincere dunque il tedesco della Telecom, in seconda posizione Chiappa, in terza è Paris. Rivediamo la volata al ralentì, va a vincere il plurititolato campione del mondo Hübner, secondo Chiappa, terzo Paris. Ricordiamo che Hübner è professionista, Chiappa e Paris sono dilettanti, ma ricordiamo altresì che da quest'anno il torneo di velocità, come tutte le prove su pista, si sono svolte con la formula Open, senza distinzione fra professionisti e dilettanti, e si va alla premiazione di questo torneo, di questo primo Gran Premio Città di Bassano. Primo Michael Hübner, secondo Roberto Chiappa, terzo Federico Paris. Ben rientrati, insomma un momento particolarmente toccante per me, ma adesso andiamo avanti e voglio presentarvi un ragazzo che io un po' ce l'ho nel cuore perché lo stiamo accompagnando da tanti anni. Ciao Stefano. Ciao Nicola, è sempre un tutto piacere bene? A casa? Tutto bene. Una bella famiglia? Sì, ormai sempre più ampia. Ma io, godo come un matto quando ci sono dei ragazzi che fanno sì della propria vita un'impresa e poi anche della propria vita una famiglia, perché credo che siano quei valori che oggi come oggi sono autentici, ne abbiamo un gran bisogno, è vero? Sono importantissimi, assolutamente. Sì. Tu adesso hai la tua azienda avviata. Sì, ormai è già quasi 2 anni che siamo a Marostica, si chiama Flow Performance Lab, e ci occupiamo di preparazione nel ciclismo in particolare. Lei lì mi ha detto, ha fatto un podcast, come si dice? Podcast, quella roba lì, che è un racconto in pratica, no? Sì, Queste sono degli episodi che si trovano su Spotify, su YouTube, sulle piattaforme ormai li seguo io note, ogni tanto. Sì. E si parla in 20, 30, a volte un'ora, 20-30 minuti, un'ora, di un argomento specifico, noi in particolare sulla preparazione. Certo. Ne ho uno con un mio collega, e 2 settimane fa sono stato invitato a un podcast conosciuto da 2 ragazzi italiani, certo. Di cui Luca Vergalito, che è un prof dell'Alpecin, e Mattia Gaffurri, e quindi giro tra podcast e... Beh, io guarda, sto seguendo ultimamente, perché io per le tecnologie ci sarei anche adatto e mi piacciono anche. Peccato che nel 90% le tecnologie sono affrontate in maniera becera, perché anche sto seguendo in questi giorni di un triestino che ci sta raccontando un ragazzo la guerra granda del 15-18, partendo addirittura da 300 anni prima, del perché i corsi e i ricorsi storici portano anche alle grandi guerre, no? E quindi è una passione che è confortabile, nel senso, sono il primo a compiacermi se sai delle cose da dire, in questo caso tu se che le hai. Poi hai parlato di Vergalito, che dovrà venire qua prima o dopo, che è quel ragazzo che parrebbe, no? Che ha fatto la sua fortuna stando in piedi sui pedali senza mai muoversi. Non è così. No, infatti, diciamo che... No, lo hanno preso per il sedere tutti quanti, non è così. No, diciamo che comunque ha un background da under 23, poi ha smesso per vari motivi, faceva a livello amatoriale, si è dato una seconda possibilità che spesso, appunto, anticipando tutto nelle categorie
già giovanili, cioè per passare professionisti, Certo. si tende a perdere una fetta di atleti che potrebbero svilupparsi poi. E lui semplicemente ha fatto un percorso alternativo e è riuscito a emergere per i numeri, per il motore, è stato valutato. Ovviamente Certo. le gare sono anche tecnica, tattica, ma ha dimostrato che anche da quel punto di vista alla fine non era carente. Ma Perché da comunque questo, certo, ma da questo punto di vista, quanto secondo te, che sei giovane, che sai comunque capire se c'è un'eccellenza o meno, quanto noi vecchiotti siamo un po' stupidotti, tra virgolette, no? Diciamo, dove vuoi che vada, lo abbiamo sempre un po', sai, così messo. Non dico me perché guai, perché Leni è stata una sua fan dal primo momento. Non riusciamo ancora a capire che il ciclismo è cambiato, ma negli ultimi 10 anni, chi lo raccontava 10 anni fa non lo può più raccontare oggi. sì, È cambiato. diverso. Sì, è cambiato assolutamente. Sicuramente per alcuni aspetti è cambiato in meglio, per tanti altri, tra cui anche comunque alcuni aspetti di anticipare troppo, è andato in peggio. E Certo. sicuramente ci vuole una via di mezzo, ok? Quindi un po' di innovazione, ma l'innovazione sana, Certo. che porta a migliorare il movimento. E Luciano Rui, che tra poco ascolteremo, siamo stati alle premiazioni della FVR Baron, da Rino Baron, dove si premiano gli juniores. Lui dall'alto della sua esperienza, team manager della Zalf, nell'intervista ha detto: guarda, gli juniores sono i dilettanti di una volta. È vero? Sei sì, d'accordo? secondo me la colpa, che cioè non c'è un giusto o un sbagliato, ci sono delle opinioni. Secondo me il problema è stato un po' i procuratori, che sono delle figure valide, ma a loro spesso portano a far passare da junior a professionisti in modo diretto, quindi senza passare per gli under. Questo fa sì che se c'è un primo caso, se ne verificano altri, Sì. e chi sta sotto che vede questo, soprattutto i ragazzi, dicono: aspetta che se riesco a andare più forte da juniore, ho una possibilità in più per passare professionista, e questo fa sì che tutto quello che sta sotto subisce un cambiamento, cioè Sì. tutti si portano a fare più volume, gli esordienti sono gli allievi di una volta. Passano un po' all'incasso, voglio dire, subito, Sì, pochi subito. maledetti subito. Qual è il rischio però? Che due rischi che vedo. Il primo sicuramente è che non vengono valorizzati alcuni atleti che verrebbero fuori su distanze maggiori, che sono quelli che poi vanno a vincere i grandi giri, Certo. quindi non sempre emergono in questo modo. Infatti vedi che tanti juniores molto forti passano, però dopo si perdono, perché magari andavano bene per le vittorie da junior, ma Certo. poi non avevano le caratteristiche per proseguire. Dall'altro, secondo me, è più l'aspetto sociale dello sport, perché se un ragazzino da 15-16 anni che deve per forza smettere perché non ha possibilità di continuare, perché non ci sono squadre, non c'è chi lo seleziona, chi lo Certo. prende, dove una volta era molto più semplice, è una cosa triste. Cioè un ragazzo che non può fare agonismo, comunque l'agonismo è un modo per, a livello salutistico comunque, ma anche a livello proprio di mentale, ti dà un approccio diverso anche nel lavoro. Quindi certo. magari quel ragazzo avrebbe smesso a 20 anni, però si è fatto tutta la carriera agonistica Con una base diversa. con una un base background diversa, diverso. e secondo me quello è un aspetto importante. Aggiungerei io forse anche che le sirene della strada portino via gli juniores che potevano eccellere anche in altre discipline e le abbandonano. Adesso io faccio sempre il paragone di Malacarne, che ormai stiamo parlando veramente di tanti anni fa, ma sono quegli atleti che, se avessero continuato la loro carriera nel ciclocross o nella pista, si sarebbero ritagliati comunque qualcosa di successo. Invece così tante volte vengono proprio sbranati, perché anche il procuratore borderline passa all'incasso subito, non gliene frega niente. Sì, infatti anche questo aspetto ultimo, il fatto che il procuratore ha un introito dal far passare l'atleta, magari non lo ha subito ma se lo fa passare, questo implica che il procuratore a tutti i costi vuol far passare subito, è la prima squadra che capita l'atleta. Poi lo questo fa sì abbandonano che- in mezzo al E mare. poi tanto ormai è passato, mi prendo la mia percentuale. Allora, sicuramente la figura del procuratore può essere utile perché Ma ci mancherebbe. aiuta a guidare, però non i procuratori che lo fanno solo a scopo economico, ci vuole Sono una passione d'accordo. anche lì. Guarda, noi siamo stati alle premiazioni finalmente di Rino Baron, perché sono, per quanto riguarda la categoria juniores, e poi ci sono tantissimi ospiti. Il quartetto dei miracoli in pista ha fatto cose esagerate, Rosato, un primo anno che veramente parrebbe già una garanzia, e noi ci auguriamo che possa veramente avere un successo giusto, lineare, proporzionato a seconda della propria età. Avevamo Marco Finn, campione del mondo su strada, insomma tante eccellenze
che fino a che sono juniores non vedo perché poi dopo non continuino ad essere eccellenze, e forse è proprio per questo motivo qua, ce li perdiamo con delle promesse a volte assai false. Però andiamo a vedere queste belle premiazioni con tanti ospiti, abbiamo anche l'intervista al nostro presidente Cordiano Dagnoni e non soltanto. Ricaricare la tua auto non è mai stato così facile. Fermati alla nuova stazione di ricarica Autofficina Sandri con 7 punti di ricarica. Scarica l'app gratuita Zapgrid, registrati, associa la tua carta di pagamento, inquadra il QR code per sbloccare la tua presa di ricarica e in poco tempo la tua auto sarà pronta a ripartire. Autofficina Sandri, statale Cittadella Bassano. Le meravigliose imprese realizzate dagli atleti della categoria juniors in tutto l'arco della stagione nelle gare su strada e su pista sono state rivissute in un clima di grande entusiasmo domenica 3 novembre nella cerimonia delle premiazioni e dei festeggiamenti della 12ª edizione del Gran Premio Nazionale FVR Baron Valido per il progetto Giovani, comprendente di 47 manifestazioni nazionali ed internazionali. Il palmarès degli juniors è davvero strepitoso. Sì, intanto grazie a Scratch, grazie a te caro Argesi e a Zappa Cenere, che siete miei bracci importanti per quanto riguarda il ciclismo juniores. Il che vorrei esprimere un concetto che per me è molto importante. Oggi facciamo 40 anni di anniversario della società ciclistica che porta il nome della famiglia. Mi onora e sono orgoglioso che la famiglia mi abbia sempre aiutato, supportato e ovviamente il supporto che serve per mantenere una serenità, un equilibrio e il buon senso. Abbiamo la fortuna che col 40° anno andiamo a premiare i 7 campioni del mondo, in particolare Finn, che vince anche il nostro Gran Premio, ma oggi indosserà la maglia arcobaleno e non è possibile metterci la nostra maglia. La nostra maglia la daremo in mano perché è giusto così rispetto ai colori dell'Iride. Poi abbiamo il presidente della federazione, le istituzioni della federazione, ovviamente il commissario tecnico Salvoldi, che è artefice della categoria, e abbiamo talmente tanti invitati importanti dal team Giorgi, che hanno vinto 26 corse, la squadra più vincente d'Italia, e poi ovviamente abbiamo il meglio che è possibile premiando i 3 direttori sportivi, che il papà di Finn vogliamo premiare un genitore perché noi crediamo e diamo valore ai genitori. Poi andiamo a premiare appunto Mellano del team Giorgi e Montagnier del team Borgomolino. Ci sarà un premio speciale anche per Rosato perché ha vinto 7 corse per distacco in salita e un corridore importante del team Giorgi, dove il presidente Carlo spera e si augura che l'anno prossimo potesse arrivare a vincere questa bicicletta, e lo auguro di cuore perché il direttore sportivo Leone, oltre che essere un direttore sportivo, è anche una persona saggia che sa ascoltare, li sa indirizzare, le sa dare anche la grinta necessaria per vincere. Onore ai record del mondo e che ci rendono orgogliosi di essere qui presenti. Grazie. Giada, per me è sempre un orgoglio, senza pregiudizi, quando parlo con delle donne, poi se sono anche competenti meglio,
perché tu sai il mio cuore è con lei Lenia Lazzaro, che lei da sempre insieme, ma sono contento perché ha uno spazio, ma sono strafelice quando vedo te che ti stai creando uno spazio importante. Per me questa è una vera e propria riforma, è una rivendicazione, perché è inutile che parliamo di femminicidi quando poi le donne sono relegate sempre in Serie B, e quindi per me siete un vanto. Grazie mille intanto per le tue parole. Hai parlato anche di femminicidi, che è un tema insomma molto importante, molto delicato e del quale non si finisce mai purtroppo di parlare. Tornando ai discorsi, quelli belli, insomma, ecco, per quello che stiamo facendo io e Ilenia, insomma, penso siamo entrambe molto fortunate, abbiamo uno spazio importante, io su Rai Sport, lei per Eurosport, e stiamo facendo, penso, quello che ci piace da sempre. Lei ha iniziato prima di me, perché ovviamente è anche più grande, abbiamo prima corso in bici e poi ora abbiamo questa possibilità di raccontare il ciclismo, quello bello, quello dei giovani, quello dei grandi, quello che ci fa sognare, che ci fa anche emozionare. Vorreste vedere questo? Perché negli altri sport non c'è un distacco così, oppure una presa di posizione così dura, ferrea, anche veloce, importante, sia con Eurosport che con la Rai Sport, con due donne. Negli altri sport faticano, bisognerebbe esortare un po' tutti gli sport a far sì che le donne prendano sempre più piede. Piano piano ci stiamo lavorando, c'è ancora tanto da fare, anche nel ciclismo bisogna dire siamo ancora troppo poche le donne che lavorano in questo ambiente, ma bisogna dire che si sono fatti dei passi, abbiamo capito che insomma anche noi donne possiamo parlare e essere competenti in uno sport che è sempre stato abbastanza maschilista, si può dire. Finalmente non raccontiamo solo il ciclismo femminile, ma possiamo anche dire la nostra sul ciclismo maschile con competenza, con passione, ed è importante far vedere che insomma possiamo essere ad alti livelli, rendere ad alti livelli anche noi. Grazie per quello che fai. Grazie a voi. Svoltasi nell'hotel ristorante Rometta di Cittadella, in provincia di Padova, l'attesissima manifestazione voluta dalla famiglia Baron, composta da Fiorella, Rino, Weiss e Ronny, è stata condotta da Giada Borgato e da Leonardo Metalli, un impegno voluto dalla famiglia Baron che si dedica da 40 anni con la società ciclistica che porta il suo nome e assegna il Super Prestige Willier, che ha dato la possibilità a tanti atleti di raggiungere grandissimi risultati. La cerimonia, che ha avuto tra gli ospiti d'onore il campionissimo Gianni Bugno, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni ed il consigliere federale Gianantonio Crisafulli, i commissari tecnici delle nazionali Dino Salvoldi e Mario Scirea, il consigliere della Regione Veneto Alberto Villanova e quindi Diego Bragato. Dottor Bragato, ti chiamo dottore perché tu non hai portato la fantascienza nella pista, hai portato soltanto un po' di buonsenso, quel buonsenso che ha veramente fatto fare passi a giganti. E poi soprattutto, possiamo dirlo, la pista caput mundi. Beh, assolutamente, la pista è una passione, sono partito da lì sia come tecnico che come collaboratore dagli anni con Cipriano, che è stata una scuola, e forse è stata una scuola anche nell'insegnarmi a mettere insieme scienza e tradizione, e forse questo è quello che ha servito. Che clima c'è all'interno del paddock della nazionale italiana? Ma quando si dice siamo una famiglia, lì lo si respira davvero, c'è un gruppo di amici, ragazzi e ragazze che non vedono l'ora di motivarsi tra di loro, e anche con i tecnici e tutto lo staff c'è veramente un bel clima. Domanda dei 7 taglioni, Lamon potrebbe essere il successore da qua chissà quanto tempo, ma di Marco Villa? Lui secondo me si vede ancora parecchio in bici, però mai dire mai, potrebbe anche pensarci, sì. Ti ringrazio. Niente, grazie a voi. Consigliere regionale, io la chiamo Alberto, ti va bene perché sei talmente giovane e poi sei sempre talmente vicino al mondo dello sport che anche se non hai quella sensibilità poi ti viene e poi riesci anche a tramutarla in economia, dove in questi lidi ne hanno sempre tanto bisogno. Assolutamente, io amo lo sport, l'ho sempre amato, provengo da un altro sport, però sono sempre vicino alle società che cercano di portare avanti, soprattutto i giovani, insegnare grandi valori che lo sport sa trasmettere, e quindi non potevo mancare insomma oggi, perché qui abbiamo veramente, con il grande Rino Baron, abbiamo veramente una società che da 40 anni porta avanti proprio lo spirito di far crescere i giovani,
e dopo porta avanti anche tanti campioni, quindi unire sia il risultato sportivo al risultato umano, e penso che sia il più grande risultato proprio per il nostro territorio. Quando riusciremo a capire che lo sport potrà portare la pace nel mondo, ma quella vera? Una volta lo sport fermava le guerre, adesso purtroppo non è più come una volta, forse erano più saggi nell'antichità, però io sono convinto che quando si parte con dei sani valori, questi valori riescono anche a contagiare, speriamo che contagino sempre di più anche il mondo al di fuori dello sport. Grazie. Grazie a voi. Ad inaugurare la serie degli interventi sono proprio stati Rino e Fiorella Baron, che hanno rivolto un ringraziamento agli intervenuti ma anche ai componenti della loro famiglia, e quindi chiaramente questi li ha resi molto felici. È intervenuto poi Cordiano Dagnoli, il quale si è felicitato con gli organizzatori, con Rino e Fiorella, per questa oramai celeberrima premiazione per le categorie juniores, e quindi ha portato il saluto chiaramente della Federazione Ciclistica Italiana. Sentiamo proprio Cordiano Dagnoli. Cordiano, trovarti è veramente difficile, potresti essere uno che parla tanto, invece parli poco, ma i fatti sono 160 e passa medaglie in più. Del ciclocross non abbiamo mai vinto così tanto, e nella pista nemmeno. Insomma, io guardo sempre alla fine quello che l'appassionato guarda, il tot e la moltiplicazione uguale, 161, 162 medaglie in più, ma che penso record nella storia del ciclismo. Ah sì, è stato un quadriennio molto impegnativo, un quadriennio che è sempre stato ostacolato solo da polemiche veramente inutili. Io cerco di rispondere a questi con i fatti, con i risultati, e poi per quello che saranno le calunnie a quale si è accennato magari anche prima, ne risponderanno gli diretti interessati nelle sedi opportune. Io non mi abbasso a certi livelli, però ecco, questi risultati invece sono quelli che fanno piacere a chi lavora seriamente, a uno staff tecnico importante. È accennato al ciclocross che sta raggiungendo con Pontoni dei risultati importantissimi. Quest'anno abbiamo iniziato con il mondiale juniores e adesso stiamo finendo la stagione con questi successi ai campionati europei, che quando si vince col team relay, a me piace ricordare che il team relay noi abbiamo vinto medaglie nel ciclocross adesso, abbiamo vinto con la mountain bike, abbiamo vinto anche su strada, per cui quando si vince col team relay vuol dire più categorie maschili e femminili, per cui vuol dire che il movimento c'è, è sano, e questo è per noi la più grande soddisfazione, è la più grande risposta a coloro che dicono che il ciclismo sta attraversando un periodo buio. Non è vero, noi abbiamo ottimi atleti e stiamo lavorando con grande convinzione per un futuro sempre migliore. Spero che tu verrai a trovarmi in studio per fare un faccia a faccia, anche per fare un resoconto, anche per la gente, in maniera molto professionale, molto scevra da ogni aderenza, quindi tu sai che sono molto equidistante, ti hanno dato dimostrazione 4 anni fa quando sono stato l'unico che ha raccontato la vostra campagna elettorale, ma quello che mi è piaciuto molto è stato ma la base è morta, no? In questo quadriennio, ma se guardiamo in riferimento agli juniores, è quella la base che si conosce a livello internazionale, non certo quello che sono gli allievi o gli esordienti. Ma certo, oggi qui premieremo Finn, il nostro campione del mondo juniores. Mi piace ricordare che quando sono stato eletto io il 21 febbraio del 2021 Finn era appena passato allievo, per cui è su questa categoria che si lavora. Io credo che anche oggi qui abbiamo Dino Salvoldi, che ha fatto un lavoro eccezionale. Io ho chiesto a lui un sacrificio, ho chiesto di prendere in mano la categoria juniores, che è quella più delicata, ma è quella sulla quale si deve lavorare per i campioni del futuro, e oggigiorno vediamo che è una categoria strategica proprio per formare ragazzi che diventeranno ottimi professionisti, per cui verrò in studio a trovarti, te lo prometto, e ti prometto che potrai farmi tutte le domande che vorrai, anche quelle più scomode, e io ti risponderò, perché ho veramente la coscienza pulita, e anzi con un pizzico di rabbia addosso per tutti coloro che vogliono cercare in qualsiasi modo di screditare la mia onorabilità e reputazione, per cui sarò ben felice di rispondere a tutto quello che mi chiederai. La lunga serie delle premiazioni è stata inaugurata dalla consegna dei riconoscimenti al giornalista Francesco Coppola, al gladiatore Remo Mosole, che da anni è sulla cresta dell'onda. Ricordiamo i campionati mondiali del 1985 e adesso chiaramente il velodromo Sadafà. È toccato poi agli azzurri junior Giada
Del team Breganze Millennium, campionessa italiana su strada, è all'attivo 5 vittorie, è convocata per i mondiali di Zurigo, e a Giacomo Rosato del team Fratelli Giorgi, il più giovane italiano della categoria, che predilige gli arrivi in salita e con 7 affermazioni nel 2024 e riserva ai mondiali di Zurigo riceve i riconoscimenti. Ma sentiamo il presidente e il suo direttore sportivo. Che squadrone avete? Team Giorgi, intanto avete secondo me un talento che potrebbe farci brillare gli occhi ai giri d'Italia, alle tappe importanti, veramente ai giri che contano, che è Rosato, ma ne avete tanti di juniores che possono passare. Sì, penso che abbiamo tanti buoni ragazzi, e grazie al suo direttore sportivo che li tiene in riga e li accompagna bene su questa strada, e speriamo di andare avanti così. Certo, insomma, Mellano non è mica neanche poca cosa. Sì, però sono tutti ragazzi che sono arrivati qua, sì, erano dei bravi ragazzi, ma poi qua c'è una disciplina che non facciamo niente di strano, ma li facciamo la correttezza e diventano quelli che diventano. Perché proprio nel ciclismo? Perché proprio è una passione e andiamo avanti così intanto. Io ho un sogno mio personale, ci sono tanti atleti che hanno fatto la storia grazie ai giri a tappe, quelli che ci mancano. Voi avete tanti campioni, tanti campioncini in odore di questo, ma uno su tutti mi viene in mente Rosato. Giacomo Rosato è un atleta senza dubbio che ha le caratteristiche, il carisma e soprattutto la mentalità per diventare un campione. È uno che in salita, dire che va forte è riduttivo, veramente va fortissimo, ha il fisico giusto anche per andare forte nelle corse a tappe, e soprattutto è uno molto giovane, perché Giacomo Rosato è nato a dicembre e quindi vuol dire che è indietro un anno rispetto a quelli che sono nati a gennaio, febbraio, marzo, quindi ha dei margini di miglioramento incredibili, e già avendo fatto 7 vittorie al primo anno da juniores e tutte con arrivi in salita, tanta roba. Cosa vuol dire stare in un team così vincente, ma anche così ad andamento familiare? Non mi pare che siate degli sboroni, di quelli che vogliono fare voli pindarici. Ci vuole tanta passione, che è quella che ci contraddistingue. Il presidente è un uomo d'altri tempi che vive per i suoi atleti, che ama i suoi atleti, vincenti o meno che siano. Io cerco di dare del mio meglio, e abbiamo dietro uno staff di prim'ordine che fa sentire i ragazzi a casa, che è la cosa molto più importante. Poi ovviamente ci vogliono i numeri e la genetica del corridore. Noi li cerchiamo, non fenomeni ma buoni atleti, e li facciamo crescere con una passione smisurata che ci mettiamo dentro, insomma. Questa è una festa per il nostro vivaio, ha raccontato Gianni Bugno, e di questo lui ne è veramente fiero e orgoglioso, ma chiaramente ringrazia la famiglia Baron che da 12 anni propone questo stupendo Super Prestige. È toccato poi ai componenti della squadra azzurra che ai mondiali di Luoyang in Cina il 22 agosto scorso hanno conquistato il titolo irridato nell'inseguimento a squadre composta da Alessio Magagnotti, Davide Stella, Eros Porzon, Eros Costa e Cristian Fantini, che realizzarono per ben 2 volte nelle qualifiche e nelle finali il nuovo record del mondo della specialità in 3, 51 e 199. Sentiamoli. Voi siete il quartetto dei miracoli, ve ne rendete conto? Degli juniores che fanno un tempo che è quasi il tempo di 4 anni fa dei professionisti. Tu sei quello che parte con quei pignatoni, come fai? È tanto allenamento, l'abbiamo preparato da dicembre, sempre tante partenze, quindi dopo un po' viene naturale partire con rapporto duro. Poi lui lascia e tu prosegui. Sì, io proseguo e cerco di portare su ancora l'andatura e lasciare nei migliori dei modi, insomma, il terzo e il quarto. Sei quello che guarda dall'altra parte cosa succede? No, io seguo solo le indicazioni di Dino. E tu invece? Io cerco di mantenere la velocità per poi lasciare nel migliore dei modi il quarto. Che poi il quarto è in vacanza, ma c'è un altro quarto che è la riserva, ma che sempre quello è il ruolo. La velocità all'ultimo deve imprimerla uno che è un passista forte. Sì, lo devi lasciare bene, diciamo. E tu?
Anche io cerco di mantenere il più possibile l'andatura e magari cercare anche di aumentare nell'ultimo metro giro. Ma quando avete vinto, cosa avete risultato? Il momento diciamo che non me lo ricordo perché comunque è stato un momento unico, possiamo dire. Shock. Sì, sicuramente. Ragazzi, complimenti, veramente complimenti. Fatevi fare una bella panoramica. Fate un ok tutti insieme? Ok, tutto. Anche tu tra le premiate, campionato italiano su strada, insomma, vincitrice, non è poco, vuol dire che la base sta crescendo. Sì, certo, intanto ringrazio Rino per questo invito, è un onore per me essere qua e sì, siccome sono primo anno cerchiamo sempre di crescere al meglio e speriamo di avere tante soddisfazioni anche l'anno prossimo. Cosa ne pensi a Pellizzotti che ha appena ha fatto il boom al ciclocross agli europei? Sì, Giorgia Pellizzotti, sono molto felice per lei, è una grande atleta, siamo anche conoscenti, amiche, abbiamo corso insieme e sì, ha veramente del gran potenziale essendo primo anno anche lei. Fabio, quella gara io l'ho vista del Keirin, perché poi dopo gli appassionati cosa fanno? Vanno a sfrugugliare. Oggi abbiamo sfrugliato sulla WEC, abbiamo visto Costinacchio, il Tirelè, la Pellizzotti, quindi siamo, e penso anche voi, siete un gruppo che sta facendo miracoli. Sì, specialmente noi del settore velocità siamo arrivati da un periodo morto della nazionale italiana. In questi anni invece ci stiamo rifacendo vedere, siamo ritornati a dei buoni livelli con anche gli elite, ma anche con noi junior non siamo male, ci siamo fatti vedere sia alle europee che ai mondiali. Ivan 40, il target di Ivan 40 qual è stato? Ivan è Ivan, non si può mai capire, l'unica cosa che lo ringrazio è che mi ha preparato al massimo e mi ha tenuto con una tranquillità che in poche gare ha avuto, ero proprio rilassato fino a 3 minuti prima della gara. Ma tu ti rendi conto che hai vinto nella disciplina religione del Giappone? Sì, quello lì all'inizio non me ne sono reso conto, poi arrivato a casa io sono andato un po' a leggermi la storia del Keirin e aver vinto praticamente nel loro paese, perché anche la Cina lo sente molto, il Keirin è una soddisfazione ancora più grande. Tu devi sapere che io ho mangiato insieme a Nakano e quindi credo che sia qualcosa che anche te sia un momento e un modello. Sì, quello sì, poi si è visto ora anche dai mondiali elite che ha vinto un giapponese il Keirin, mi sono sentito ancora più onorato di poter indossare questa maglia. Continua così. Grazie. È intervenuto anche il CT, plurimedagliato della pista e della strada Dino Salvoldi. Nell'ascoltare i ragazzi lui è stato veramente accolto, un po' di malinconia perché l'anno prossimo chiaramente non li avrà più con sé, ma d'altronde questa è la legge del sopravanzo, un po' la sindrome dei vecchi maestri, sapete, quelli delle elementari che poi dopo lasciavano perché i bambini crescono e d'altronde i bambini crescono e i Salvoldi imbiancano, ma sentiamo il nostro DS davvero un mito per quanto riguarda e soprattutto una grande riconoscenza da parte degli sportivi per quanto ha fatto e per quanto potrà ancora fare. Commissario tecnico, a parte che quando ti vedo e purtroppo ci vediamo troppo poco spesso, ti aspetto in studio, è un piacere, poi dopo ragazzi, cosa si può dire di sta nazionale? Avete veramente girato il mondo, ma al contrario. Sì, particolarmente questo 2024 è stato un anno fin troppo ricco, se si può usare questi termini, di risultati, siamo soddisfatti e soprattutto sono molto contento per i ragazzi che ci hanno seguito e ci hanno dato fiducia. Ma insomma il segreto si può sapere qual è, avete lavorato in emergenza, i detrattori dicevano ma la base è finita, non c'è la base, sono medaglie del cacchio, parliamoci chiaro, ce ne sono stati detti di cotte e di crude, ma quando poi vediamo che tra gli juniores stiamo facendo incetta di medaglie non soltanto su pista ma anche su ciclocross, dico che forse l'attenzione dei tecnici c'è stata ed è profonda. Ma segreti non ce ne sono, c'è la continuità del lavoro e questo è prioritario su tutto il resto che fa la differenza e poi almeno la percezione, la sensazione di essere seguiti dalle squadre e chiaramente soprattutto dai primi attori che sono i ragazzi
e di conseguenza questo si tramuta in responsabilità, in volontà di fare bene. Non sempre questo corrisponde ai risultati, quest'anno sono arrivati anche quelli. Noi ti ringraziamo tanto. Grazie a voi. La cerimonia poi è proseguita con la consegna ai primi 3 classificati del Super Prestige. Il vincitore è stato il ligure azzurro Lorenzo Marc Finn, portacolori del Team Protege, campione del mondo a Zurigo e tricolore nella cronometro individuale su strada. Il secondo e il terzo classificati sono stati gli azzurri Ludovico Mellano, Team Fratelli Giorgi, ed Andrea Montagnier, Borgomolino Vigna Fiorita, che non erano presenti per impegnati con le rispettive squadre nei vari ritiri. A ricevere i riconoscimenti sono stati i loro direttori sportivi, per Mellano Ludovico Del Nano e per Montagnier il mitico Luciano Rui. Sentiamo Marc Finn e poi Luciano Rui. Marco con la K, da inglese e italiano, ci stai facendo sorridere il cuore. Grazie, non so cosa dire. Insomma, è tanta roba per noi avere un campione come te, anche in riferimento a quello che sarà il futuro. Insomma, tu prediligi molto la strada, no? Quindi potrai essere anche uno di quelli che, chissà, nelle gare a tappe, insieme a tanti talenti che stanno venendo avanti, potrete veramente riportare in alto giustamente il nome dell'Italia. Speriamo, io da juniores non puoi dire che corridore sarò, però vediamo, quello che verrà e lo spero. Che emozioni hai provato a tagliare il traguardo? È stata un'emozione unica vedere lo striscione così, arrivando da solo e potendosela godere gli ultimi 2 chilometri. È stato qualcosa di fantastico, e anche correrci almeno una gara con la maglia e vincerci, no, è stato 2 giorni bellissimi. Sei mamma italiana e papà inglese? Sì, esatto. E noi ti facciamo tanti auguri. Grazie mille. Quando vedo Rui, noi abbiamo avuto una sfortuna, Rui, che ci siamo conosciuti in ambienti diversi, ma non abbiamo mai potuto collaborare insieme, e non so perché, però io ti ho sempre guardato dall'alto di quello che hai insegnato ai ragazzi. Oggi non sei disoccupato, anche se la Zalf pare non gareggi più il prossimo anno. Ma sai, dopo 43 anni la Zalf ha deciso di fare un anno di stop, non è un addio, è un arrivederci. Ma già da un paio d'anni che collaboro con i juniores, seguo il Borgomolino, ma direi che i juniores sono i nuovi dilettanti. L'abbiamo visto con tutte le medaglie che stiamo raccogliendo anche nel ciclocross. Ecco, tu trovi che sia più in salute oggi o ieri il ciclismo? È cambiato, non so se in meglio o in peggio, c'è meno attività, meno squadre, però c'è più preparazione degli atleti. Il tuo futuro allora lo abbiamo visto tra gli juniores. Ma sì, faccio gli juniores, poi sto creando qualcosa di nuovo, vediamo, il tempo porterà. Una domanda devo farti, Egidio Fer, quanto soffre? Sai, la squadra era il suo, adesso sta soffrendo, però ti ripeto, non è un addio, è un arrivederci. La lunga serie di premiazioni si è conclusa con la premiazione del campione del mondo Lorenzo Marc Finn, accompagnato dal papà e direttore sportivo Peter, che sono stati premiati da Ronnie e Weiss e Rino Baron. Al vincitore è stato consegnato il trofeo San Siro Milano e la bicicletta preparata dalla Willier Triestina. Rino Baron quindi ha congedato tutti gli ospiti con l'appuntamento per l'edizione del 2025 della Nations Cup. Secondo quanto si è appreso, avrà un prologo a cronometro individuale al Lago Le Bantie nella zona della famiglia di Remo Mosole, quindi pensiamo proprio che sarà un grandissimo successo.
Ben rientrati amici di Scratch, archiviamo la pagina con FVR Rino Baron, diamo l'appuntamento al prossimo anno con le sue gare, con tante gare e altro, ancora parlando invece con te degli junior, sì, ma anche dei professionisti. Io credo, e lo dico, ho detto no, questa cosa qua la dirò con qualcuno che poi sa un po' più di me, perché è inutile, io posso sciorinare alcune problematiche, vedo in televisione come fanno le curve oggi anche i grandi discesisti tipo Pogačar o Roglic, insomma gente che non è che non sappia andare in bici. E mi ricordo le discese di Savoldelli. Mi piacerebbe fare questa comparazione. Savoldelli dipingeva le curve, forse andranno più veloci oggi, non lo so, però oggi pare che queste curve siano mezze quadrate. E allora dico, ma è possibile mai forse che le biciclette sono un passo avanti e per andare con queste nuove tecnologie bisogna essere preparati un po' come i corridori da Formula 1, no? Se io vado, che sono un bravo guidatore di tutti i giorni, se mi metto su una macchina Formula 1, dopo 2 metri è facile che mi schianti. Oggi è tanto cambiata la bicicletta, e come è cambiata? Sì, per quanto non sia un meccanico, però comunque bastico nell'ambiente, sicuramente la bici è cambiata tanto e le velocità sono cambiate tanto, si vede in gruppo, velocità più alte, c'è più aerodinamica, le frenate, il discorso delle frenate è un aspetto secondo me che è cambiato tanto, con i freni a disco e si stacca all'ultimo perché c'è più potenza frenante e questo magari porta a fare troppa sicurezza ti dà anche troppa questo, sicurezza e magari anche fare staccati all'ultimo porta a impostare la curva un po' meno bene e porta ad andare un po' a avere velocità più alte sì, però meno pulizia, no? I vecchi sì. freni a pattino, per quanto fossero magari meno sicuri per certi versi, per altri magari compensavano con una maggior sicurezza perché erano un po' più progressivi, Sì. cioè modulabili, sono sicuramente più modulabili i freni a disco, però si misurava un po' di più la frenata forse. Quale sarà poi dopo, voglio dire, anche la crescita? Perché gli allievi mica possono andare via con biciclette a 15.000 euro, cioè voglio dire, devono avvicinarsi piano piano a quel tipo di tecnologia. Come si potrà fare secondo te? Bella domanda, purtroppo la legge del mercato, la legge economica è soprattutto, Certo. e per cui si vedono già esordienti allievi con i freni a disco, che può essere sicuramente una cosa positiva, è vero che loro comunque non fanno velocità enormi e può essere magari una cosa positiva perché imparano già a utilizzare questa tecnologia. E dall'altra sì, la vedo un'esagerazione perché poi anche sotto il profilo economico, ormai le certo. bici costano... No, io sono capisco- rimasto, Sì, ho detto no, aiuto. Io capisco tutto, sai cos'è che parlando così tra amici abbiamo oppure quello che si dice a questo punto comincio a prendere a distanza tutti quelli che dicono delle cose. A livello organizzativo si fa fatica a organizzare perché sono sempre meno soldi, le società hanno sempre meno soldi, però la mercanzia che serve ad andare in bicicletta è superiore al tennis, è superiore a qualsiasi altro sport. Quindi bisogna capire se la gratuità della bicicletta avrà ancora un senso un domani oppure bisognerà fare marcia indietro e ricapitalizzare quello che è stato, ma rimodulare quello che sarà il futuro. Sì, tra l'altro la parte economica è un altro dei problemi che prima non abbiamo detto del fatto che le squadre, le gare sono sempre meno, le squadre sempre meno numerose, a volte abbiamo visto la Zalp che è Certo. chiusa, avevo degli atleti che seguivo e è chiusa, e per cui c'è anche meno bacino perché ci sono meno squadre e sicuramente budget diversi, anche le bici, costi diversi, è aumentato tutto. Io adesso mi trasferisco in Piemonte, andiamo con la quinta tappa del Giro delle Regioni targate Fausto Scotti, quindi siamo a Cantoira, insomma una breve clip, insomma lì numeri importanti, un calendario con una coperta assai piccola perché tra poco è finito tutto. Io pensavo che il ciclocross andasse avanti, che ne so, da ottobre fino a marzo, ma mi sa che per quanto riguarda l'Italia arriviamo a dicembre e forse è finito tutto, ma andiamo via con le immagini.
E le premesse di questa gara sono state tutte rispettate, compreso il bel sole che ha illuminato la Val Grande di Lanzo per tutta la durata del terzo Gran Premio comune di Cantoira. Siamo nelle valli di Lanzo, una carezza del mio cuore, lì ho passato tutta la mia felice infanzia a Pianaudi, proprio poco lontano dalla zona che stiamo raccontando, fatta di buona gente, con tanta voglia di mettersi in discussione e tanta voglia di far comunità. Ipotizzare ad una gara di fughe e lunghi distacchi è stata invece la fatica a farla un po' da padrona per oltre l'80% della corsa. Filippo Grigolini, Mattia Proietti Gagliardoni e Vincenzo Carosi, insieme a Ivan Colombo, hanno prima messo un rassicurante margine tra loro e gli inseguitori e poi, pur incrementando il ritmo, restando in fuga quasi tutta la tappa, non sono riusciti a fare la differenza al loro interno, dando però grande spettacolo nel passaggio in zona box, un vero e proprio stadio naturale per la sua conformazione. Quindi la situazione chiaramente si è sbloccata solo al suono della campanella dell'ultimo giro, quando lungo la stura Filippo Grigolini ha sferrato un deciso attacco, costringendo i tre colleghi restanti a trovare un accordo per inseguire. Giochi fatti? No, tutt'altro, poiché dopo qualche tornata di disorientamento gli inseguitori si sono riorganizzati così da quasi riprendere Grigolini. Il friulano ha fatto così a malapena in tempo ad alzare le braccia al cielo in segno di trionfo, mentre alle sue spalle hanno tagliato il traguardo Vincenzo Carosi, Rice Mountain Folcarelli, Ivan Colombo, Alfredo Bindo, fuori dal podio l'alfiere Fass, Querciotti, Premac, Mattia Proietti Gagliardoni. Quindi il podio Filippo Grigolini in maglia rosa azzurro, poi secondo Vincenzo Carosi e Ivan Colombo. Per quanto riguarda le donne Open, gara sicuramente condizionata dal tifo piemontese, ma anche dal grande stato di forma delle principali protagoniste. Pronti e via è il team dell'altoatesina Eva Lechner e della maglia rosa Carlotta Borello a marcare le pagine di cronaca dei primi giri, con Anna Oberparleiter subito ad inseguire dopo diverse curve di controllo. Anche qui, nel corso della terza tornata, il giro prende una piega e la Carlotta Borella, spinta dal tifo torinese e di amici, parenti e sostenitori, si invola quasi a vittoria certa. La Lechner rimane a 25 secondi, un po' a bagnomaria, terza Anna Oberparleiter, quindi bellissima la vittoria di Carlotta Borello, maglia rosa-azzurra per lei del team Cingolani, seconda Eva Lechner, Ale Cycling Team e Anna Oberparleiter, team Cingolani, che in questa occasione compiva anche gli anni. Auguri a parte nostra. Corsa ad elastico invece, quella che va a concludere la giornata di Cantoira, quindi con un'elevata dose di incertezza, specialmente nelle fasi centrali di gara, con il circuito collinare che ha fatto sentire i suoi effetti sulla lunga distanza. D'altronde la corsa riservata alla categoria regina è anche quella che si disputa sulla distanza maggiore, 60 minuti, in cui ogni fronte può essere capovolto. Così una lunga fase iniziale in cui il gruppo di testa è stato composto da Antonio Folcarelli, Simone Vari, Samuele Scappini e parzialmente anche da Leonardo Ursella, si è aggiunto poi il sempreverde Martino Fruet, autore di una interessante rimonta sul suo stile, che lo ha ricongiunto sul gruppo di testa poco dopo metà gara. A togliere le castagne dal fuoco ci hanno pensato a vicenda Folcarelli e Scappini, così che gli ultimi due giri hanno visto due coppie distanziate in una manciata di secondi. Nell'ultimo passaggio prima un affondo di Folcarelli, poi la risposta efficace di Scappini, che è proprio nel punto più lontano dei box è stato rallentato da noie meccaniche. Bene, l'esperto laziale cosa fa? Ha colto al volo l'occasione e si è involato sul traguardo, transitato a braccia al cielo e in rosa sotto la bandiera scacchi. Applausi per l'argento di Scappini, mentre solo con una lunga volata sulla salita di Via Roma Simone Vari insomma è riuscito ad avere la meglio su Fruet per il terzo gradino del podio. Quindi andiamo con la classifica di quest'oggi. Antonio Folcarelli, Rice Mountain Sport Folcarelli, maglia rosa-azzurro, vince. Scappini Samuele del Team Cingolani al secondo posto e Vari Simone, Rice Mountain GM Folcarelli Sport al terzo posto. I complimenti vanno alla SD Romano Scotti e a Fausto Scotti, che veramente anche quest'anno ha confezionato delle gare davvero davvero importanti.
Ben rientrati, complimenti a Fausto Scotti, speriamo che si possa andare avanti ancora per tanti anni a commentare le gare di ciclocross, specie in questo momento che pare e parrebbe che nel 2030 diventasse e diventerà molto probabilmente disciplina olimpica. Tanto ci siamo sbattuti in questi anni, però è anche da parte mia un po' triste vedere un calendario così breve, in 2 mesi si gioca tutto, e quindi a gennaio il ciclocross, che è ancora qualcosa di importante, insomma ne viene un po' a pagare di conseguenza, no? Per cui un calendario mountain bike che arriva fino a ottobre, va anche avanti, poi già inizia a fine febbraio il ciclocross, che sta diventando disciplina olimpica, mi sembra sempre più castigato. Evidentemente non c'è tanta armonia nei calendari, però anche qua implica una grande carenza, dove tanti juniores tipo Viezzi e non soltanto, mi viene anche in mente Luca Paletti, abbandonano per poi pigliare la strada. Anche noi abbiamo delle responsabilità. Sì, purtroppo il ciclocross forse ha meno visibilità del ciclismo su strada e un po' meno ancora della mountain bike, e quello secondo me è l'aspetto un po' più che lo limita, perché ovviamente... Però con Eurosport insomma stanno sì, facendo tanto, però in effetti... Però a livello Sì. in generale anche nelle categorie giovanili non è così seguito. No. Il professionismo sì, ho visto anche io il mondiale, è bellissimo Certo. da vedere, è stupendo. Però nelle categorie sotto c'è poca visibilità, e per cui sì, magari lo fanno come attività propedeutica l'inverno, Certo. perché comunque magari soffri un po' meno il freddo, è molto freddo Certo, però però rispetto ad andare su strada. Ma è questo che è il tuo mestiere, no? Sì. Tu li chiudi in una palestra e che ci sta benissimo. Però anche questo era, credo, anche un aiuto per te che sei un preparatore, vedere un atleta che fa anche il ciclocross, perché credo che anche il muscolo in cattività abbia un altro respiro piuttosto che farlo all'esterno. Sì, sicuramente diciamo il ciclocross integrato nella preparazione può essere un mezzo interessante, se ovviamente ben calibrato, perché poi c'è la stagione anche su strada, Certo. per gli stradisti, perché ti permette di fare sforzi molto intensi, lavorare su alcune caratteristiche fisiologiche che magari su strada fai più fatica. E io parlo soprattutto a livello giovanile, perché a livello giovanile magari il ciclismo su strada ti limita molto su alcune cose. Invece ciclocross, delle discipline, ma anche altri sport, possono ottimizzare alcune caratteristiche fisiologiche che poi ti porti in età più adulta. Ma il tuo cliente tipo adesso qual è? Lo stradista e basta, oppure diversamente come una volta c'è un po' più di... Diciamo che principalmente lo stradista, e ho qualcuno che fa mountain bike, marathon, XC, e ciclocrossisti ne ho avuto uno, ma perché semplicemente tanti erano stradisti, però sì, principalmente stradisti. Amatori? Ne ho un po' anche di loro, tanti giovani, Juniore, Sander e Continental. Che sono Axi allora. Che sono, sì. E qualche ragazzo, qualche atleta a livello amatoriale, sì. Non pochi comunque. Ma vuol dire che anche loro hanno voglia di crescere, cioè amatoriale sono poi dopo i clienti, sono quelli che spendono, Sì, ragazzi, sì. parliamoci Infatti si può imparare molto anche a livello dagli amatori, quindi comunque sono atleti che hai, i dati che raccogli. chiaro. Cos'è che chiedono principalmente, secondo l'immaginario? Due richieste fondamentali: migliorare o andare forte in salita. Le due. Vabbè, io direi vai a Lourdes, migliori, Sì. però... No, sicuramente quello. E poi, ma guarda, con poco tempo, ho detto sì, ci sono apposta che... Quindi loro hanno poco tempo perché hanno stress extra ciclistici, Certo. extra sportivi, che è una passione. Una moglie da nascondere, quanto hai pagato Da la bicicletta. lucchettare, sì. Beh, io ho fatto un'intervista a 2 esponenti dell'Axi, della provincia di Treviso e della provincia di Venezia, dove mi hanno fatto scompisciare da ridere, perché specie negli amatori spendono un botto di soldi, le mogli non sanno niente, ma è costato no, una bicicletta costa più di una macchina. Io ho un cliente che viene seguito da me, che adesso ha la sua età, che è venuto fuori a distanza di 10 anni che la moglie ha scoperto che aveva a suo tempo comprato una bici super costosa, e Cosa è è successo? venuta fuori la fattura e Mamma tragedia, mia. però ha detto si è un po' rassegnata, ha detto Vabbè, che ci vuoi fare? pazienza. Mamma mia, quelle sono delle grandi tragedie. Beh, adesso invece parliamo di qualcosa che capita a tutti. Noi siamo stati a San Vendimiano, anzi, veramente grazie agli amici dell'Ultralight ci mandano Corri in Rosa, sono delle ragazze stupende,
quasi in 3.000 hanno partecipato a questa maratona bellissima. Io ho fatto un bel servizio perché lo sento moltissimo. Sono donne che hanno avuto il cancro e hanno il cancro al seno, si riuniscono, ma la cosa bellissima, partecipano anche tanti uomini, a differenza di una volta. Quindi possiamo dare anche noi delle buone notizie, visto quello che sta capitando tutti i giorni. Accendiamo sto cacchio di televisore e vediamo soltanto notizie brutte. C'è una società, ed è questa, che veramente merita attenzione, merita solidarietà, ma soprattutto merita tutto l'amore che possiamo portare per queste donne coraggiose. Quindi Corri in Rosa da San Vendemiano. Intervisteremo anche una vecchia conoscenza nostra del ciclismo, che è Zanchetta, che è vice sindaco di San Vendemiano, quindi insomma siamo sempre in famiglia. E allora andiamo via con questa bella maratona, il runner in prima pagina. Dieci edizioni, questa è la 10ª, sì, infatti. Bello, una bella occasione per tutte noi. Partecipare a questo grande evento che comunque serve a noi tutte donne, soprattutto per la prevenzione, per acquistare tutti questi macchinari che a noi servono purtroppo. Siamo qua, cariche. Bella, intanto perché ci ritroviamo tra donne e parliamo anche oltre del più del meno, e vediamo tante donne come noi che magari hanno voglia di passare 2 o 3 ore insieme. Quindi bene, evento top. Bellissimo, in mezzo alla natura e baciate dal sole, in buona compagnia, Tiziana e Mariangela. Quindi ok, viva la Corri in Rosa! La Corri in Rosa sempre! Anche per i maschietti. Bella, benissimo, bella. Solo che noi stiamo ancora decidendo che andatura fare. Quindi prima di arrivare troveremo una soluzione. Bisogna sempre supportarli, insomma. Sono un po' il motore che fa mandare avanti la società. Senza donne non si va. E famiglia soprattutto, non si va da nessuna parte, se no. Siamo felici di essere qui anche noi quest'anno e soprattutto di partecipare come gruppo aziendale anche a questa occasione, insomma. Questa è la prima cosa che siamo venute a fare, beneficenza, perché ne abbiamo bisogno e siamo certe che l'associazione fa tanto per noi. Ma la facciamo ogni anno. E sai da dove veniamo? Da Venezia in treno, perché non abbiamo neanche la macchina. Pensa a te quanto che teniamo a fare sta corsa. Viva la Corri Rosa! Viva e sempre farla, sempre!
famoso spettacolo della Corri in Rosa, un lungo serpentone colorato di rosa, ma anche d'azzurro, per la 10ª edizione della Corsa delle Donne per le Donne, che dal 2014 fa da apripista al movimento delle corse tutte al femminile del Triveneto. In 2900, tra donne e uomini a San Vendemiano in provincia di Treviso, hanno preso parte alla manifestazione firmata Triveneto Run, un grande evento collegiale con la solidarietà come guida. Si è corso infatti per sostenere la radiologia senologia dell'ASL numero 2 per la prevenzione del tumore al seno. Alle 10 da Via De Gasperi, di fronte al municipio, la partenza di uomini e donne in senso opposto. Bellissima questa immagine, per ricongiungersi dopo 5 o 12 chilometri. Questi i 2 percorsi proposti dall'organizzazione. Sul traguardo in Via degli Alpini, di fronte alla pista di pattinaggio sul ghiaccio. Tante le storie di vita che hanno camminato tra le vie di San Vendemiano, apprezzato il tracciato nella naturalistica Calpena, con transito anche nei comuni di Conegliano e San Fior, in corsa e in cammino. Ci sono amiche, mogli, sorelle, mamme e figlie, nonne, nipotine, zie, cugini e cugine. E questa volta anche amici, tanti amici, i mariti, i fratelli, i papà, i figli, i nonni, i nipotini, tutti insieme per la prevenzione del tumore al seno. Fanno tutti fronte comune. Come Sandra e la sua famiglia di Agordo, presenti a tutte le edizioni della Corri in Rosa, da sempre. Sandra, 65 anni, si commuove ricordando le edizioni vissute e lei dice che finché avrà le gambe per farle ci sarà sempre, ogni anno. Tanti gli uomini che di solito facevano gli accompagnatori, oggi invece, spinti da mogli e fidanzate, sono scesi in strada, perché la prevenzione non ha né età né sesso. Le tragedie prendono tutti in maniera trasversale. Ci siamo perché fa bene a tutti partecipare, ha affermato Luigi. Per la cronaca, i più veloci sui 5 km sono stati marito e moglie, 56 anni, di Conegliano, Nevio e Anna Maria. Lei è sempre la più veloce, quasi ogni anno. Emozionante l'arrivo di Pietro De Pizzol, 18enne, di Tarzo, rimasto gravemente ferito in un incidente in bici nel dicembre del 2021, spinto dai compagni di squadra di Silca Ultralight Vittorio Veneto. In corsa anche Mirko Zago, assessore alla gentilezza di San Vendemiano e appassionato runner. Assessore alla gentilezza, caro Mirko Zago, vorrò averti qua, ospite in studio, perché è un assessorato che oggi come oggi davvero, davvero mancava. Tra le partecipanti anche Suor Luigina Silvestrini, insieme ad una formatrice ed alcune ragazze tra i 14 e i 16 anni che frequentano il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, formazione professionale di Trieste. Nata a Conegliano nel 71, campionessa italiana allieve under 18 nel getto del peso, il lancio del peso, con allora l'atletica Silca Ogliano, e un titolo studentesco nazionale tra le juniores. Oltre che la maglia azzurra giovanile, la religiosa è stata missionaria in Argentina e dopo alcuni passaggi a Roma, Malta e Crotone, e quindi è arrivata a Trieste, dove è appunto educatrice del CIOS. Premiati i gruppi più numerosi: Bar alle Piscine da Veronica in 145, Cison Girl 95 persone, Agenzia Italia 87, poi abbiamo Infanzia Toccante con 84 partecipanti, Sipa Spa 82 e Sulle Ali della Vita con 67 persone che hanno raggiunto la bellissima località di San Vendemiano. Sentiamo le dichiarazioni di Renzo Zanchetta, vice sindaco e assessore al sociale di San Vendemiano, grande appassionato delle due ruote, ma non soltanto, anche alcuni sostenitori, e si sa che Silca Ultralight anche quest'anno si veste di sensibilità e noi siamo sempre al fianco per quanto concerne queste manifestazioni. Sentiamo gli intervistati. Ha detto bene, una grandissima bella giornata, una grossa partecipazione, d'altronde siamo stati la prima Corri in Rosa del territorio che poi ha fatto proselitismo
e questo ci fa molto piacere, perché fare del bene è anche una trasmissione, trasmettere il bene è una bella cosa, e poi in questi periodi duri, difficili, credo che oggi ci sia stato un momento di speranza nel futuro. Questa macchia rosa e quest'anno anche azzurra con l'inserimento degli uomini proprio per festeggiare i 10 anni, credo sia un bel messaggio di speranza, oltre che di solidarietà nella ricerca che San Damiano vuole lanciare insieme ad altre attività e iniziative che si svolgono nel territorio. Un grazie di cuore a tutti i partecipanti, a tutti i volontari che hanno partecipato, e ci diamo sicuramente appuntamento per l'11ª edizione, perché San Damiano, per quanto riguarda la solidarietà, è sempre sensibile e accogliente. È andata benissimo. Grandi numeri, grande partecipazione, grande spirito goliardico. Questa corsa a cui noi siamo profondamente legati veicola due messaggi: fare attività sportiva per fare prevenzione primaria e veicolare un messaggio sociale molto importante, quello della prevenzione. Siamo felicissimi di essere arrivati alla 10ª edizione. La nostra collaborazione con l'ASL, che si è concretizzata gli anni scorsi con l'acquisto di un mammografo che è all'ospedale di Conegliano, dall'anno scorso la collaborazione consiste nell'acquisto di un software controllato dall'intelligenza artificiale che permetterà la lettura dei referti, soprattutto mammografie, evitando l'errore umano. Questo è una cosa fondamentale, perché tenete conto che prevenzione permette di limitare questa pandemia del secolo, che è rappresentata da una parte dalle malattie cardiovascolari, dall'altra dalle malattie tumorali. Quest'anno io l'avrei chiamata Corinviola, perché in occasione del 10° anno abbiamo proposto anche ai maschi di poter partecipare a questo evento. Le donne sono un passo più avanti rispetto agli uomini, il concetto di prevenzione è già passato, negli uomini c'è ancora molto da fare, per cui occasioni come queste di sensibilizzare l'opinione pubblica direi che sono molto importanti. Siamo veramente molto soddisfatti e ci vediamo il prossimo anno. Ben rientrati amici di Scratch, insomma sono contento di questo servizio. Una macchia rosa anche celeste, insomma la solidarietà non è mai abbastanza, no? Perché poi dopo noi pensiamo sempre che il mondo vada avanti in una certa maniera, quando abbiamo la nostra comfort zone pensiamo che sia tutto quanto stabilizzato così, non è così, bisogna avere sempre un po' di attenzione per coloro che soffrono, anzi do l'appuntamento con Anna May perché il prossimo anno anche lei ricontinuerà a fare i suoi record per i bambini farfalla. Detto questo, abbiamo guardato la maratona, noi ci occupiamo anche tante volte di corse in campagna, di maratone, anche qua c'è una preparazione specifica, ci sono clienti che si affacciano? Sì, allora io è una disciplina che seguo 2-3% del mio lavoro, certo. Però mi piace, quindi ho qualche atleta che fa delle mezze maratone o delle maratone, certo. E c'è tanta richiesta perché comunque è uno sport economico, metti le scarpe ai piedi e parti. E tanta voglia di far pedalare, tanta voglia di correre. Sì, e quindi è anche, però è uno degli sport forse più borderline per quanto riguarda gli infortuni, perché tanti in modo sconsiderato o corrono con una tecnica errata o comunque partono e fanno, mi viene in mente i ciclisti che sono abituati a fare 2, 3, 4, 5 ore, certo. Vanno fuori di corsa e fanno la prima volta 2 ore perché pensano che certo. È uguale, no. In realtà è ben diverso a livello articolare. E questa è la domanda, perché nel tuo settore credo che ci sia un gran bisogno di runner che vadano a mettersi in regola, nel senso
Quanta gente che corre, io non ne vedo uno che corre bene. Lasciamo perdere il periodo del Covid, che io mi sono ammazzato dalle risate. Questi corridori con le scarpe di 40 anni prima, no? Però non c'è nessuno che sa correre, sulle punte non corre più nessuno, non sono più abituati. E quindi credo che sia molto importante avere anche là una specie di scuola, una preparazione, anche una metodologia per poter correre, perché non è facile per niente. E l'altra domanda è, il ciclista spende molto più tempo e anche denaro per essere, diciamo così, in comfort, sì. È vero? Sì, infatti magari nel ciclismo si è più portati a investire sulla propria passione rispetto al running, che abbiamo visto uno sport povero, diciamo, quindi in cui sì, costa le scarpe, un po' di abbigliamento, ma poi ci si arrangia un po' fai da te. Di quei problemi dopo. Però sì, dopo vengono fuori grossi problemi, ginocchia, tendini. Tu dirai, Argesi è impazzito, no Stefano? Però a me piace un po' la televisione, mi piace guardare, poi a una certa età si diventa anche un poco più, diciamo così, e mi guardo Ballando con le stelle, ma non è che lo guardo durante la settimana su Rai Play, perché stare 4 ore e mezza da spararsi. Però nel ballo ci sono tanti di quegli infortuni che secondo me non sono casuali. Questo è un ragionamento che quando la vedevo facevo e pensavo a te. Vuol dire che non c'è una preparazione, perché un conto che vai e balli è un po' come dire io vado e gioco a pallone, così senza allenamento. E beh, è grazie che ti spacchi, sì. O no? Sì, infatti lì di base sicuramente a livello alto è più facile avere infortuni perché c'è un volume di lavoro altissimo. Poi magari discipline come il ballo, che è uno sport, che è uno sport a tutti gli effetti, anzi, e viene molto anticipato anche lì per questioni di età e magari si forza sulle strutture rispetto a altri sport che... È un po' come andiamo a fare la partita della domenica al pomeriggio, la sera, no? Esatto. Scapoli ammogliati, no? Bisogna stare molto attenti anche a quello. Gradualità e preparazione, spendere un po' di più per se stessi. Sì. I consigli secondo me sono importanti. Sono fondamentali. Assolutamente. Bene, caro Stefano, io tanto ti ringrazio per la tua cortese collaborazione, per avermi fatto fare questa puntata, aver chiarito. Grazie a te. L'ultima domanda delle domande, secondo te cosa dobbiamo fare perché non ci siano più quelle morti stupide, arresti cardiaci, cos'è? Tu quando arriva qualcuno gli dirai il certificato medico serio oppure non quello che te lo danno tanto per... Io ho assistito di quelle, anche la patente, insomma, in Italia la danno un po', ho visto novantenni, bisogna anche pure essere franchi. Questa cosa qua te capita? Allora no, per fortuna non mi è capitato nessun malore in studio, però... No, però quando devi parlare... Sì, allora è fondamentale, cioè quando ci si affida a un professionista, il professionista deve sempre chiedere certificato di visita medica, sportiva, agonistica, in base a quello che vuole fare, è fondamentale perché che sia tutto pure. Poi spesso anche le visite non bastano perché succedono dei fatti che ti domandi il perché. Certo. E quelli è destino. E a me che preoccupa tanto sono le vittime della strada e nel ciclismo, che è colpa sia nostra, ciclisti, mi identifico come ciclista, ma anche come... Le responsabilità sono un po' di tutti, sono d'accordo. Tutti. E forse quelle sono ancora più... Forse si possono arginare un po' di più, perché sono un po' più controllate, cioè sono degli elementi che si possono controllare, sia da parte degli automobilisti che dei ciclisti. E poi ci sono quelle morti, quei malori che vengono improvvisamente, che a volte inspiegabili, lì non sempre si può fare qualcosa. Certo, ancora oggi forse ci stiamo dimenticando, ahimè, Scarponi ce lo ricordiamo, ma non so per quanti anni ancora, ma anche Rebellin, cioè rischiamo veramente di dimenticarci di quelle tragedie che poi continuano, si perpetuano tutti i giorni. Quotidianamente. Bene, Stefano, io ti ringrazio. Grazie a te, Nicola. Buon rientro a casa tua. Grazie. Un bacio alla tua bella famiglia. Mi devi salutare. Diletta e Edoardo, bene. Sarà fatto. Io ti ringrazio tanto. Grazie a te. Un saluto alla tua famiglia e noi ci vediamo sicuramente settimana prossima. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.